già in diretta? Si vuole andare? Ok. Bene, buongiorno a tutti. Ringrazio Gianandrea Mencini per aver accettato l'invito di presentare il suo libro qui in Consiglio regionale. Io credo sia un testo molto importante, una testimonianza di ciò che sta accadendo nelle nostre campagne, in particolare in alcune zone probabilmente più fragili del Veneto. Il Veneto che è una regione che, stando ai dati del monitoraggio Veneto Sostenibile fatto proprio dalla Regione Veneto per capire lo stato di salute della nostra regione, ma soprattutto qual è il suo posizionamento rispetto agli obiettivi dell'ONU, dell'Agenda 2030, emerge come per l'obiettivo Vita sulla Terra, che è quello relativo alla tutela dell'ambiente, del paesaggio e della biodiversità, la nostra regione faccia ancora molta fatica. È l'obiettivo nel quale siamo più indietro, l'obiettivo che in una tabella relativa al raggiungimento di questi importanti obiettivi per rendere anche la nostra regione, come l'Italia, l'Europa e il pianeta intero, sostenibile, fa più fatica, è più lontana in assoluto. E quindi due parole e dopo, magari prima di andare a fondo del contenuto del libro, vorrei dare alcuni dati che riguardano. Quindi Andrea, benvenuto, grazie di essere qui. E ci vuoi dire due parole molto generiche sul testo, perché dopo ti darei alcuni dati e dopo andremo a vederlo in maniera approfondita. Bene, grazie di avermi invitato ad essere qui a presentare questo volume Bioavversità, il vizio delle monoculture in terre alte, editore Kellerman di Vittorio Veneto. È un secondo libro d'inchiesta, il precedente era stato Pascoli di carta, sempre con Kellerman, dove avevo affrontato anche il tema molto delicato, quello della cosiddetta mafia dei pascoli e delle speculazioni legate alla PAC. E questa è un'altra inchiesta invece che riguarda le monoculture e quindi la cultura intensiva nelle terre alte in montagna, che ha delle conseguenze di diversa natura, di natura ambientale e anche di natura sanitaria. E ovviamente le principali monoculture che ho affrontato, una riguarda una tipologia di monocultura molto conosciuta nel nord-est, che è quella del prosecco, poi un'altra invece che riguarda le mele nella Val di Non, un'altra monocultura intensiva abbastanza conosciuta, e dopo ho affrontato un'altra questione che è quella dei noccioleti, che stanno invadendo un po' tutta l'Italia, devo dire, legate alla produzione di una crema non solare ma che si spalma per non dire il nome, non sulla pelle, non si spalma sulla pelle, si spalma sul pane, un grande successo, ma che ha comportato anche qua una intensificazione delle colture del noccioletto in molte parti d'Italia, con diverse conseguenze di natura ambientale e anche sociale. Grazie Andrea. Io prima di farti alcune domande volevo, giusto per ricordare e contestualizzare questa tua opera in questa regione, ricordare alcuni dati. Come hai già accennato, la monocultura vitivinicola in Veneto è un dato di fatto, anche perché la nostra regione ha investito molti soldi dei contribuenti in questo settore dell'agricoltura, in questa monocultura. Da un accesso agli atti che ho potuto fare risulta che nei 10 anni tra il 2009 e il 2019 la nostra regione ha distribuito a fondo perduto 580 milioni di euro, cioè più di $500 miliardi. Vuol dire una media di 58 milioni di euro l'anno. Diciamo che attività così finanziate in Veneto è difficile trovarle. E poi ciò è andato anche a discapito delle altre coltivazioni agricole, perché qui si parla proprio di viticoltura. Questo è un dato per quanto riguarda anche la promozione di vini all'estero. Io conosco delle aziende che girano l'Europa, partecipano a fiere, cioè hanno disponibilità economica per fare questa attività, cosa che magari
non viene data ad altri. Un'altra questione importante, a mio avviso, è quella delle quantità. Allora, tu sentivo prima che raccontavi che sei stato a presentare il libro anche a Belluno. Questi finanziamenti hanno comportato poi una trasformazione anche dell'intensità di coltivazione dei vigneti. Per dire, siamo arrivati nel 2022 in Veneto ad avere 101.000 ettari. Questo è un record che non era mai stato raggiunto prima. Quindi 101.000 ettari di vigneti in Veneto. Per quanto riguarda Belluno, forse è la provincia dove c'è stato il maggiore incremento. Nel 2010 avevamo 30 ettari di vigneti a Belluno, nel 2022 285, quindi un incremento molto consistente. Anche se la parte del Leone, immagino che tutti, che saprai naturalmente, che la fa la provincia di Treviso, siamo passati da 28.000 ettari a 43.000 ettari e subito dopo abbiamo la provincia di Verona che è passata da 26.000 a 30.000 ettari. Quindi una densità di coltivazioni che sta portando anche a problemi, tra virgolette, collaterali. Non era mai capitato, ne avrai sentito parlare sicuramente, come grazie a questa intensità alcune malattie stanno avendo un impatto importantissimo. La cicalina, quella che porta la flavescenza dorata, è diventato un problema perché fino a qualche anno fa, se usciva da un vigneto trovava un campo di erba medica, di girasoli, di mais, una siepe. Adesso esce un vigneto, ne trova un altro, perché è tutto un continuo e quindi c'era stato anche il tentativo di utilizzare 2 pesticidi neurotossici vietati in tutta Europa e in tutti gli Stati Uniti, fatto proprio dall'assessore della nostra regione che fortunatamente è caduto nel vuoto perché il Ministero alla fine non ha rilasciato l'autorizzazione, più che altro perché i produttori non l'hanno più richiesto. Il problema era se qualche consumatore di Prosecco degli Stati Uniti o del Nord America faceva fare delle analisi e scoprivano che c'era il pesticida neurotossico vietato da 20 anni, poi ne avrebbero avuto le conseguenze anche loro. Per dirvi, in Veneto in questi 10 anni c'è stato un aumento del 35% di superficie coltivata a vino, a Treviso del 54%. Belluno è difficile fare la percentuale perché andiamo fuori scala. L'altra questione invece è quella dei pesticidi. In proporzione al terreno coltivato dei vigneti aumentano anche i pesticidi che vengono utilizzati, perché noi non è che facciamo vino biologico e qui siamo a livelli di 15.800.000 kg nel 2021 di pesticidi utilizzati in Veneto per tutta l'agricoltura, ma sappiamo che la viticoltura fa la parte del leone, con una quantità media per cittadino di 3,3 kg a testa. Questo era l'altro dato che volevo appunto evidenziare e concludo dicendo anche un'altra cosa, che i controlli che sono stati effettuati nell'uso dei pesticidi in agricoltura, che un tempo erano veramente importanti, sono passati, faccio l'esempio dell'ASL di Verona, dove vengono utilizzati più pesticidi. Nel 2014 ne sono stati fatti 191 e avevamo molti meno vigneti all'epoca, nel 2022 79. Quindi anche i controlli, invece di aumentare in proporzione con la superficie coltivata e col numero di pesticidi venduti, sono diminuiti. E infine, e concludo proprio, c'è la questione ambientale, la questione paesaggistica, ma c'è anche la questione della salute. Per la prima volta l'INAIL e lo SPISAL ha messo in relazione l'insorgenza, sono 4 casi di morbo di Parkinson, con l'utilizzo di prodotti utilizzati in viticoltura. Quindi anche questo è un dato che è emerso in fase di approfondimento in Commissione Legalità, quando abbiamo affrontato il tema degli incidenti sul lavoro e malattie professionali. Un tema anche questo molto, molto preoccupante, perché se colpisce i viticoltori che utilizzano i mezzi di protezione individuale, hanno tutte le accortezze perché ci vuole anche il patentino, pensiamo che cosa accade
a chi ha le abitazioni vicino, c'è la deriva dei pesticidi. Che cosa accade nelle acque? Questo lo sappiamo perché le acque del Veneto sono tutte contaminate da pesticidi, tutte, le ultime analisi dell'ARPA lo dice chiaramente, e poi la biodiversità che sta scomparendo. Sono scomparse dalle nostre campagne i passeri, perché i passeri si nutrono di insetti soprattutto in periodo riproduttivo, e i passeri catturano gli insetti a terra, quindi quando fanno i trattamenti di insetticidi tutti gli insetti morti, avvelenati, sono stati mangiati dai passeri. Era il volatile più comune del Veneto. I passeri sono diventati una specie rara. Le rondini stanno facendo la stessa fine, quindi bene, io ti ringrazio ulteriormente per il tuo impegno, per aver fatto questo testo, questa testimonianza, perché sono temi purtroppo taciuti, anche perché si tratta di un comparto che sta dando grosse soddisfazioni economiche. Il fatto è che non si parla mai dell'altra faccia della medaglia, cioè gli effetti sull'ambiente, sulla salute e sulla biodiversità. Beh, hai toccato un sacco di temi e di aspetti molto molto delicati e complessi. La viticoltura nel Veneto è in maggior parte, come sappiamo, diventata la produzione del prosecco. Io dedico ampio spazio a questo. E anche premetto che non è assolutamente un libro contro il prosecco, non è un libro contro quella crema, non è un libro contro le mele della Val di Non, non è assolutamente questo, però come hai detto tu è un'analisi che cerca di evidenziare anche l'altro lato della ricchezza, una ricchezza che è evidente che c'è per quanto riguarda, magari rimanendo nella nostra regione, riguardo il prosecco, la produzione di vino prosecco, di OCG o DOC più in pianura, come sappiamo, di OCG nella zona oggi sito UNESCO, peraltro la zona più tradizionale della produzione prosecco prima dell'introduzione appunto della DOC in pianura, e ha portato una grandissima ricchezza, l'hai detto anche tu, indubbiamente c'è ricchezza, indubbiamente ha cambiato anche dal punto di vista sociale, sicuramente la provincia di Treviso, dove ormai è colonizzata oltre per il 90% da viticoltura, da prosecco, però c'è giustamente, e io ho cercato di approfondire anche questo aspetto, l'altra faccia della medaglia, che è in ogni monocultura, ma non lo dico io, in ogni monocultura, ahimè, gioco forza c'è la presenza della chimica, c'è la presenza dei pesticidi. E a volte quando racconto di questo sembra sempre che sia che lo dica il solito ambientalista, qualcosa che appunto rimane lì senza essere approfondito, e spesso mi piace ricordare che ogni 2 anni ISPRA, che è il braccio operativo dello Stato attraverso il Ministero dell'Ambiente, fa ogni 2 anni una ricerca sulla presenza dei pesticidi nelle acque superficiali e sul territorio, viene pubblicata. Io la riporto dettagliatamente nel libro, alcuni aspetti, la regione che ha le regioni che hanno più comprano più pesticidi, è stato riscontrato più pesticidi, alcuni anche come glifosato, sappiamo appunto carcerogeno, anche altri, è il Veneto. È Trento, Veneto, produzione forte del vino viticola. Trento, dove fatalità appunto c'è una forte produzione delle mele. Umbria, Lazio e Toscana, dove ci sono i noccioleti, che sono andato a indagare. Sono tutte produzioni che hanno un uso spesso massivo di chimica. E questi dati appunto sono ufficiali, se uno riesce e ha voglia se li va a vedere nel sito di ISPRA, a dimostrazione che c'è questo problema. E nel libro racconto anche quindi l'altra parte che è rappresentata anche da cittadini, da famiglie, da associazioni, anche ambientaliste ma non solo, nella zona soprattutto del Trevisano, che si sono organizzate. Ogni anno c'è una marcia Stop Pesticidi dove partecipa un vasto mondo variegato che evidenzia questa situazione, ma evidenzia anche la situazione ambientale del territorio, la modifica del paesaggio, il fatto che una monocoltura fa scomparire i fossi, le siepi,
Il fosso, a differenza, come dicevi tu, e l'ho trovato anche in altre zone, il fosso è un problema, è un ecosistema che per chi fa monocultura può portare appunto dei funghi o altro che può attaccare la produzione e metterla in crisi. Per cui spesso si tombano, vengono tolte le siepi e quindi anche un paesaggio dal punto di vista della sua diversità cambia. E questo appunto è un aspetto. Il bellunese, peraltro, toccavo che sono stato nel bellunese. Il bellunese ha una storia molto particolare, per esempio, in gran parte non conosciuta, ma quando è stato introdotto il Prosecco DOC e la coltivazione del Prosecco allargata anche alla provincia di Belluno, cosa è successo? È successo che, essendo ormai praticamente il territorio trevisano pieno, ettari di terreno ormai pieni di viticoltura, la maggior parte non c'era più terreno dove coltivare e la gran parte dei coltivatori trevisani sono andati a acquistare terreni, a cercare di acquistare terreni nel bellunese, nella Sinistra Piave. E lì c'è stata una grande mobilitazione di cittadini, associazioni, cooperative di produzione biologica, intorno al 2013-2015 nel bellunese, per opporsi a questa invasione del loro territorio, perché temevano che l'arrivo della grande produzione della monocultura del prosecco potesse comportare variazioni molto poco sostenibili nel loro territorio. Peraltro costava molto meno il terreno e quindi lo potevano acquistare con molta facilità. Questa mobilitazione vasta, che ha avuto un grande impatto sull'opinione pubblica e anche sul mondo politico, ha comportato poi l'applicazione in gran parte dei comuni della Val Belluna di regolamenti agrari che hanno sostanzialmente impedito la grande diffusione del prosecco nel bellunese, a parte nella zona della Sinistra Piave, dove lì appunto invece questi regolamenti non sono stati applicati, ma a Belluno, a Feltre, Sedico, Sospirolo. Questo ha dato, sono stati approvati, e questo ha impedito la monocultura del prosecco, ma anche, ed è questo l'aspetto che io cito nel libro perché c'è sempre l'aspetto positivo, ha sviluppato nuove aziende vinicole che hanno recuperato la bianchetta di Fonzaso, il rosso tipico della valle, cioè sono andate alla ricerca di vini, di vitigni che erano andati perduti, e questo succede spesso laddove c'è la monocultura, non solo del vino ma anche delle mele, dove produzioni autoctone e tradizionali vanno perdute perché sapete che la monocultura, poi legata alla grande distribuzione, fa sì che ci siano solo quelle produzioni agricole e si perda quindi non solo la biodiversità ambientale ma anche la biodiversità agricola, e questo è un grande problema soprattutto per l'Italia, che invece è ricchissima di prodotti agricoli. La biodiversità agricola per l'Italia è un grande valore che andrebbe tutelato. Grazie Andrea. Nell'illustrare alcuni dei temi che hai toccato nel tuo libro, mi hai fatto venire in mente alcuni episodi che mi hanno toccato anche personalmente, che ho rilevato anche nella mia attività da cittadino e da politico. Allora, nella programmazione agricola comunitaria di una quindicina d'anni fa davano addirittura dei fondi per acquistare i terreni. E c'è stata un'espansione proprio di questa monocultura, io parlo anche da trevigiano, impressionante. Abbiamo riscontrato nel territorio addirittura degli imprenditori edili che hanno comprato dei terreni e hanno aperto aziende agricole proprio solo per il prosecco. Tant'è vero che mentre una volta si parlava, hai il vigneto, hai la cantina, produci il vino, c'è la vendemmia, cioè di tutto il ciclo del vino, adesso c'è chi pianta il prosecco, poi non ha neanche non ha la cantina, non ha attrezzature per la vendemmia, non vendemmia, e quando è ora di vendemmiare chiama chi ha i macchinari, queste aziende che hanno questi macchinari a noleggio, che vengono a vendemmiare tutto automaticamente, quindi non c'è neanche più quell'aspetto del momento della vendemmia, delle persone che si ritrovano. Io ricordo, era un po' un rito a suo tempo, il mio primo lavoro è stato quello di bracciante a Ventizio.
durante le vacanze c'era un vigneto vicino a casa mia e chiedeva manodopera e io andavo a raccogliere l'uva, ma erano bei momenti perché ci si ritrovava con tanti altri giovani, passavi delle giornate molto faticose, però era anche un momento di socializzazione. Adesso è diventato tutto meccanico, viti basse, viti inquadrate, arriva il robot, quindi basta un imprenditore. Ma questo ha portato anche alla industrializzazione di questo processo. Hai detto bene, i fossi. Ci sono sindaci, io sono intervenuto anche con delle interrogazioni, soprattutto in sinistra a Piave, che hanno denunciato più volte di trovarsi con le strade allagate perché per mettere un filare di prosecco in più sono andati a togliere le siepi e a piantare e a chiudere il fosso, e quindi quando adesso piove l'acqua in più va nelle strade. Poi le siepi, è vero, le siepi oggi vengono viste come fonte di insetti, di funghi, di malattie, e quindi vengono distrutte e sono un patrimonio di biodiversità per le nostre campagne importantissime. Se togli le siepi veramente, nel momento in cui non c'è più la coltivazione, resta deserto. Io mi sono ritrovato con dei confinanti che addirittura mi hanno fatto causa per la siepe, perché la mia siepe in teoria può portare insetti dannosi. Ma non solo, anni fa ho piantato 1400 alberi, ho creato un biotopo bellissimo, un ettaro, un bosco, pieno di alberi che fanno fiori adesso è uno spettacolo perché ci sono queste fioriture incredibili, mi riferisco a prugnoli, biancospini, ciliegi, e soprattutto in autunno, inverno hanno delle bache utilissime per gli animali selvatici perché altrimenti non trovano niente, soprattutto gli uccelli migratori arrivano qua, svernano dal nord Europa e cosa trovano? Bene, io ho avuto un controllo da parte di Avepa perché in teoria i miei 200 biancospini erano potenziali portatori non so di quale malattia. Cioè chi viene criminalizzato oggi è chi fa biologico, è chi ha verde, è chi ha biodiversità, non il contrario, non la chimica che dopo ci arriva nei piatti. È veramente un mondo al contrario. Tant'è vero che questa primavera, quando il nostro assessore all'agricoltura ha chiesto al Ministero della Salute l'autorizzazione del clorpirifosmetile per combattere lo Scaphoideus titanus, che è la cicalina portatrice della flavescenza dorata, un neurotossico questo, più il tiametoxan, un neonicotinoide che colpisce gli insetti utili, ho voluto capire che cosa stesse accadendo in Veneto. E andando a vedere la superficie coltivata a agricoltura biologica, ho scoperto, pensa, che nel 2020 in Veneto avevamo il 6% della superficie coltivata a biologico. Gli obiettivi dell'Unione Europea ci dicono che dobbiamo arrivare al 25% entro il 2030. Sai a quanto biologico siamo arrivati 3 anni dopo, nel 2023, rispetto a quel 6%? Siamo arrivati al 5%. Siamo calati. Perché in Veneto il biologico, invece di essere aiutato, perché è più difficile fare biologico, viene criminalizzato. Se tu senti questi agricoltori del Prosecco, vedono le siepi, vedono il biologico. Il biologico, ad esempio il vino biologico, i vigneti biologici sono considerati il problema, perché è da lì che arriva lo Scaphoideus titanus, la cicalina. Tant'è vero che abbiamo perso 8.500 ettari di biologico, cioè dovremo aumentarli, dovremo praticamente quadruplicarli, quintuplicarli per arrivare al 25%, e invece abbiamo perso 8.500 ettari. Quindi la denuncia, sottolineo nuovamente, la denuncia che fai col tuo testo, la testimonianza oggi è importantissima, soprattutto in questa regione dove si sta facendo il contrario di quello che dovremmo fare, perché poi la cosa triste è che non puntare sul biologico vuol dire consentire ancora alla chimica di avanzare e vuol dire di fatto investire denari pubblici, perché sono ingenti denari pubblici, e quindi avere una popolazione sempre più sensibile all'ecologia, alla sostenibilità, alla biodiversità, che diventa inconsapevolmente complice perché con i propri fondi, con le nostre tasse, questi poi adottano queste politiche agricole che comportano l'acquisto e l'utilizzo di immani quantità di sostanze tossiche che poi uccidono la biodiversità e inquinano le falde acquifere, oltre a creare i problemi di salute che vi dicevo prima.
Assolutamente, nel senso che peraltro nel libro, per correttezza, sempre, comunque è un mio modo di fare, sono andato a sentire anche il, sia il presidente del Prosecco Doc che del DOCG, entrambi, no? Il direttore e il presidente, in due dialoghi molto intensi, molto interessanti. Riporto anche nel libro tutto questo, dimostrazione appunto che sono andato anche ad ascoltare veramente tutti. E ci sono anche degli sforzi sostenibili anche elencati da parte di entrambi i presidenti, ci sono delle produzioni nel DOCG biologiche e c'è anche questa differenziazione che spesso anche avevo percepito, ma si legge anche nei giornali, di attrito tra chi produce Prosecco DOC e chi produce Prosecco DOCG, perché effettivamente la zona sito UNESCO tra diciamo la zona da Vittorio Veneto Conegliano verso Valdobbiadene, la zona delle rive, bellissima sicuramente, e sito UNESCO. Anche lì ovviamente è un vitigno resistente, è un vitigno che si lavora a mano, non c'è quella meccanizzazione che c'è invece in pianura. E questo evidentemente, come è stato più volte ricordato, comporta una differenza nel prezzo del Prosecco DOCG e quello DOC, e spesso questo crea anche delle situazioni delicate tra entrambi i consorzi. Ci sono anche da questo punto di vista effettivamente delle differenziazioni che vanno dette. Il glifosato per esempio non è più all'interno del regolamento della produzione del Prosecco DOCG, è già un passo avanti sicuramente. E nel biologico, nello sviluppo del biologico, io devo dire che nel mio cammino, come riportato all'interno del libro, tra l'Italia del Nord, Centro-Sud, ho visto delle esperienze ma altamente positive. Cioè, togliamoci un po' anche l'idea che non si possa far biologico perché non si è nel mercato, o comunque appunto è difficile. Certo è difficile, forse non si è nel mercato della grande distribuzione, è vero? Quello che appunto fa quelle richieste che poi comportano sempre le monoculture. Ma io ho visitato delle aziende grandi che danno lavoro, per esempio fuori Trento, che producono frutta, soprattutto mele, ma anche pesche, albicocche, che fanno ortaggi, che fanno seminativo, che stanno pensando alla zootecnia completamente biologica, ma dagli anni 90, e funziona benissimo. Quando gli ho raccontato del fatto, della problematica che hanno per esempio in Val di Non, che appunto spariscono i fossi, non ci sono siepi come un po' da questa zona, lui si è messo a ridere perché questo produttore, che racconta la storia nel libro, lui ha impiantato le siepi per proteggere le proprie produzioni, come dicevi tu. Gli insetti sono un valore per lui. Ha creato un ecosistema mettendo degli stagni. Cioè, mentre da una parte si toglie, lui introduceva natura, perché e non aveva avuto mai problemi seri con le questioni appunto con i funghi o altro, perché è la stessa natura che difende la natura. Ma l'ha capito benissimo, ma fa anche convegni per spiegare questo. Sono stato in una regione, e poi mi taccio, sono stato in una regione che faccio ridere spesso perché quando sono andato per scrivere un libro qualcun altro mi diceva ma dove vai, ma dov'è? Il Molise, no? Che sembra una regione che spesso ci dimentichiamo. Beh, oltre ad essere un posto bellissimo, è ricco di biodiversità incredibile, e ho visitato delle aziende biologiche in un paese che grazie a questo, un paese di montagna che grazie a questo, che da 30 abitanti è ritornato a averne oltre 300, quindi nella produzione biologica questo ha comportato la fine dello spopolamento, un problema che sappiamo essere nelle nostre montagne molto sentito. E loro praticamente, sfruttando questa bellezza naturale non disturbata da monoculture, da chimica e altrettanto da un'industria pesante, hanno creato una produzione di mele, recuperando le mele autoctone in gran parte tipiche dell'Appennino,
E oggi appunto una grandissima produzione che dà lavoro non solo agli abitanti, ma ha portato gente. Poi hanno incominciato, hanno trovato un lupolo autoctono e producono in casa una birra biologica artigianali. Poi hanno fatto un corso per tutti gli abitanti attraverso l'Università del Molise e Legambiente, e hanno creato una cooperativa di coltivatori di miele. Lì ci sono milioni di api che girano, producono miele che anche esportano. Cioè, hanno creato una economia che funziona, che ha ripopolato un paese di montagna e che è esclusivamente biologico. Quindi, e questo potrei fare anche altri esempi, per esempio per le nocciole. Le nocciole è una grande produzione che è arrivata anche nel Veneto, che era tipica della Tuscia, quindi parliamo della zona del Viterbese, 500-600 metri, c'erano una marea di noccioleti. Poi è stato fatto un progetto Italia dalla Ferrero, con l'accordo delle regioni, che ha permesso praticamente la trasformazione di una gran parte delle colture in noccioleto. Però il problema è che il noccioleto tipico di 500-600 metri è stato sempre di più, per le richieste che c'erano, impiantato in pianura nella zona del Tevere, dove non è la sua area vocazionale e ha sempre più bisogno di acqua in un periodo di siccità e di chimica per la cimice che rende le nocciole amare, che quindi va combattuto. E questo ha creato un'incredibile contestazione e bada bene, non solo dei soliti ambientalisti, dei comitati, dei cittadini, ma di comuni. Hanno creato un biodistretto, 14 comuni che lottano per portare il biologico, la sostenibilità nel territorio, 14 comuni. E sono andato a visitare un'azienda enorme biologica che fa crema di nocciola bio, enorme, che dà lavoro a 12 persone, che è un esempio di attività agricola biologica. Ce ne sono altre 12 come loro che non possono vendere alla Ferrero la loro crema, perché la Ferrero, come sapete, non avete mai visto, non esiste quel prodotto biologico. E creano della loro crema squisita e la maggior parte la esportano in Germania. Cioè, queste cose io non so voi, io rimango, voi nel senso del pubblico o chi è collegato, rimanevo veramente basito di questo, perché a volte ci viene raccontato certe cose sono impossibili, però se si ingira l'Italia si trovano tanti esempi virtuosi che ti fanno anche sorridere, no? Nel momento in cui è difficile sorridere nel nostro periodo storico attuale per tantissime cose, ma anche per motivi legati ai nostri temi, ad esempio il fatto che la direttiva Farm to Fork europea è stata ritirata. Grazie. Si raccontava anche al nostro Stato. E si raccontava che perché voleva eliminare tutti i pesticidi, quando invece era una graduale, quindi una gradualità, non era tutto subito, era una graduale riduzione dell'uso della chimica. Peraltro dopo un po' di anni ci sarebbe stato valutato se si poteva ancora continuare, quindi c'erano tanti scalini. E però ci sono tanti esempi virtuosi, quindi questo libro insomma dimostra anche che si può fare con successo in modo diverso. Grazie Andrea, effettivamente hai portato un po' di speranza, perché effettivamente poi dal basso ci sono esempi virtuosi molto importanti, ce ne sono anche in Veneto, peccato che non siano aiutati sufficientemente da chi ci amministra, ed è utile parlare di biodistretto anche perché io ho partecipato alla presentazione di uno studio fatto con fondi europei dall'Istituto Ramazzini. Sono stato proprio 3 settimane fa a Bentivoglio, alla sede di questo istituto, e questa ricerca fatta con fondi europei, che si chiama Sprint, ha verificato e messo in luce come anche i terreni coltivati a biologico siano contaminati da sostanze chimiche. Perché? Perché dopo decenni di utilizzo di queste sostanze, a causa anche dell'effetto della deriva, accade che queste sostanze fanno chilometri. In questa indagine hanno rilevato come terreni, abiti, ambienti interni delle residenze di campagna, ma non solo, alimentazione, vini, aria, siano tutti contaminati da residui di pesticidi, e purtroppo non si salvano nemmeno le aziende agricole, e quindi il biodistretto, cioè
ragionare su aree vaste è assolutamente una necessità per chi vuole portare avanti questo tipo di agricoltura sostenibile che rispetta anche la biodiversità, che poi alla fin fine, se rispettiamo la biodiversità, l'acqua, la natura, rispettiamo anche noi stessi, perché non è che noi siamo un corpo estraneo all'ambiente. Certo, assolutamente d'accordo e i dati sono anche, tutto sommato, lo dimostrano, che si può riuscire a fare in modo diverso. Certo, ci vuole una cultura, ci vuole una sensibilità, ci vogliono delle norme, e bisogna anche che questa rete dei produttori attenti alla sostenibilità del territorio nel modo in cui anche si produce e si coltiva, soprattutto a produttori biologici, facciano rete per essere anche un po' più forti e presenti nei tavoli dove si decide. E peraltro, altro aspetto non indifferente, che spesso un grande tema, che era anche correttamente posto, magari in modalità un po' troppo energiche, per esempio dai trattori a Bruxelles, quello della grande distribuzione, che paga poco, che produce, che poi tutto il tragitto del prodotto, no? Fino ad arrivare nei supermercati è ricco di passaggi particolari. Un altro esempio che va fatto ed è positivo, io ne faccio parte di un gruppo di acquisto solidale ad esempio, che funzionano e funzionano bene, ce ne sono tantissimi in Italia. Ma tantissimi, non lo diciamo mai, nessuno lo ricorda. È importante. Ma ho trovato gruppi nel centro Italia, così formato da centinaia di persone. E quei gruppi acquisto solidale rappresentano un rapporto strettissimo tra chi produce e il consumatore. Che poi vanno anche al di là del cibo, perché io ho messo l'impianto fotovoltaico ancora nel 2010 grazie a un gruppo di acquisto solidale che si occupava di fonti rinnovabili. È vero che ci sono anche queste, perché poi ci sono tutti gli aspetti anche energetici, appunto, no? Per le comunità, per esempio lavorano molto per creare le comunità energetiche sostenibili. Tutti questi aspetti sono all'interno di un'attività che crea un rapporto molto stretto tra il produttore e il consumatore, che veramente arricchisce entrambi e permette di saltare la grande distribuzione. Chiaro. E poi l'alternativa c'è, hai detto bene. Io faccio un esempio proprio recente: quando emerse che la nostra regione voleva utilizzare quei due pesticidi tossici, cancerogeni, un importante produttore del Trevigiano di prodotti per viticoltura biologica offrì il suo prodotto alternativo proprio per combattere la cicalina, lo Scaphoideus titanus, gratuitamente, lo dava gratuitamente alla regione, ma la regione lo doveva autorizzare, cosa che non è stata fatta, e ha mantenuto il suo impegno dando in beneficenza, ha dato 100.000 euro di questo ricavato, perché lui il prodotto comunque l'ha venduto a una serie di agricoltori nel Trevigiano, ma in tutto il Veneto e anche in Friuli, proprio a dimostrazione di come ci sia l'alternativa e anche ci siano degli imprenditori veramente molto, molto generosi e disponibili a dare un contributo. Il fatto è che li dovremo ascoltare di più. Infatti, no, sono d'accordo. Io di questa azienda nella Tuscia, che ero andato a visitare, il responsabile dell'azienda, che mi aveva fatto visitare tutte i suoi boschi di nocciole ricchi, eccetera, e io gli facevo presente: sì, però tu avrai una questione, e tu sei fai biologico, però sei attaccato dalla cimice, avrai questo problema, no? E ho detto: sì, poco, perché è biologico, ma talvolta succede. Ma la cosa è molto... E quindi uso una sostanza biologica e sparisce. E mi ha portato a vedere sostanzialmente la cimice, questa larva che si trova che si forma sulle foglie dei noccioleti. E l'unico problema è che lui diceva, fare il contadino, davvero il contadino. Quindi devi girare nei tuoi terreni, controllare queste foglie, quando trovi questa larva devi spalmare sapone di Marsiglia, un prodotto che sostanzialmente è il sapone di Marsiglia. Questo praticamente lo uccide, e il problema era risolto.
Cioè, ci sono esempi, però devi fare il contadino, cioè io devo avere delle persone che veramente vanno sul territorio e controllano come si faceva una volta. Mentre nelle grandi produzioni, tanti ettari, eccetera, questo non c'è, passa singolarmente uno, spara i pesticidi col trattore Un terzista, perché di solito chiamo ed persone è che manco finito lì. conoscono il territorio. Quindi anche è diverso, ho notato, anche il rapporto che c'è tra la terra e queste persone che veramente appunto vivono il territorio con grande attenzione e con grande sostenibilità, e questo devo dire mi ha incoraggiato a Bene. andare Se c'è avanti. qualche domanda tra il pubblico, no? Vediamo se qualcuno aveva qualche curiosità o... Potete continuare a bere prosecco, mi raccomando, o a spalmare la crema, non è soprattutto adesso che arriva Pasqua, mi raccomando, però non spendete troppi soldi a Pasqua, perché dobbiamo metterli via per il buco della pedemontana, ecco. Però è importante sapere che insomma ci sono delle storie dietro importanti che ho raccontato, e che quindi anche quando raccontano che non c'è un'alternativa, spesso non è vero, ecco, c'è. Bene. E andrebbe incentivata, secondo me. Tante grazie a voi di avermi ospitato, per essere stato grazie. qui con noi oggi, e adesso ti diamo un testo che è praticamente la storia di Palazzo Ferrofini, la sede del nostro consiglio regionale. Grazie. Grazie. Se mi dà il microfono. Grazie, certo.